Buona giornata a tutti da Renato Scanu, dalla redazione sportiva di Media Web TV Europe. Siamo ormai quasi pronti per la nuova puntata del Calcio On The Road Europe, che ci vedrà impegnati in questo nuovo anno con rinnovati ed entusiasmanti progetti che ci porteranno ancor più nei tour internazionali. In questo viaggio fari puntati sui paesi del Benelux. Un volo diretto da Cagliari mi porterà, a partire da venerdì 25 gennaio, a Bruxelles, sede della Comunità Europea, dove avremo il nostro primo quartier generale con servizi sulla città e naturalmente con la storia del club calcistico più prestigioso del Belgio, l'Anderlecht. Da lì ci sposteremo certamente poi a Bruges e Gand, due città gioiello, dove poter ammirare monumenti e palazzi di pregio circondati dai famosi canali d'acqua, che sono parte integrante di questi territori e che rendono queste due città ancor più dolci ed affascinanti. Proseguendo il nostro viaggio ci sposteremo poi in Olanda, esattamente ad Amsterdam, la città simbolo per la sua apertura mentale e liberticida. La capitale d'Olanda, meta di turisti di tutto il mondo, anch'essa affascinante, invidiata e paragonata per le stesse caratteristiche morfologiche di Venezia, entrambe città viventi sull'acqua. Qui vi mostreremo, oltre alla città, anche servizi dedicati al club più titolato del calcio olandese, l'Ajax, in diretta dallo stadio e dal museo, entrambi dedicati ad uno dei più grandi campioni di tutti i tempi del mondo del calcio, Johan Cruyff. Dal paese dei mulini a vento più famosi al mondo, nuovo trasferimento nella capitale di Lussemburgo, altro centro del gran lusso, considerato uno dei paesi, insieme a Montecarlo, simbolo dell'Europa nel mondo dell'alta finanza. Infine, ultima tappa del viaggio, il trasferimento con un volo da Bruxelles-Charleroi verso la Bulgaria, nella capitale storica e millenaria di Sofia, con le sue stupende bellezze e tradizioni che porteremo in risalto nei nostri servizi dedicati a questo format, ormai giunto al suo quarto anno di vita. Ringraziando tutti gli sponsor che sostengono questo progetto internazionale, incentrato non solo al mondo del calcio, ma anche proiettato verso la conoscenza delle capitali d'Europa e della loro storia e cultura. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Dalla redazione di Media Web TV per il momento è tutto. Vi auguro la più cordiale buona giornata.